La Cagliari che vogliamo, il tema dell'incontro dibattito che si è svolto nei giorni scorsi tra il sindaco Massimo Zedda e gli universitari. Stefania De Michele. La distanza tra via Roma e via Università non è mai stata così breve. Sarà per l'età anagrafica del sindaco Massimo Zedda, sarà per la nuova stagione di confronto avviata dagli universitari con le istituzioni. Sta di fatto che il patto stretto tra Comune e Ateneo comincia a funzionare. Dei giorni scorsi la firma su un protocollo d'intesa che coinvolge studenti e corpo docente chiamati a dare un contributo di idee per la città. Un accordo a cui è seguito l'incontro tra primo cittadini e universitari promosso da Unica 2.0. Tanti i quesiti posti all'attenzione di Zedda, diverse anche le proposte lanciate dai giovani interlocutori all'amministrazione locale. Una delle proposte con cui poi sappiamo già di sfondare una porta aperta in comune è quella di creare dei tirocini, le collaborazioni studentesche attraverso le quali il comune da una parte dia occasioni di un lavoro iniziale agli studenti e d'altra parte si rende un servizio alla città. Perché non far gestire agli studenti i centri culturali, i musei, le biblioteche, i centri giovani. Poco ma non nullo è il margine di manovra del comune sul fronte del lavoro. Gli universitari pensano ad esempio anche ad un incubatore d'impresa che abbia nell'amministrazione comunale un referente importante. Eppure il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, è d'accordo, molto si può fare, almeno nei termini di un effettivo miglioramento delle condizioni in cui è destinato ad operare il tessuto economico locale. È vero che il Comune non ha competenze dirette, però il Comune può stimolare e sensibilizzare altre istituzioni, in particolar modo la Regione, perché insieme si immaginino delle soluzioni perché piccole e medie imprese, il mondo del commercio, dell'artigianato o giovani che vogliano anche dopo gli studi universitari mettersi insieme per creare piccole società o studi professionali, mettere nelle condizioni tutto questo mondo di poter fare e poter creare opportunità di lavoro.